és o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. És o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor, tu és digno do louvor. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor, tu és digno do
terra era silenziosa. Il cuore degli uomini era ormai stanco. Clamava per un po' di speranza. I regni si alzavano e cadevano. Gli uomini cercavano pace, ma trovavano solo guerra. E il tempo passava, ma la promessa di Dio persisteva. L'Eterno l'aveva detto e le sue parole non potevano sbagliare. Ma nel buio più profondo sorgono voci come torce accese. Profeti, uomini pieni di spirito, alzarono le voci contro i regni e gli imperi. Loro non parlavano di se stessi, ma annunciavano colui che sarebbe venuto, il promesso, l'atteso delle nazioni, il Messia. Le parole di Isaia risuonavano come un tuono. Il mondo non comprendeva, ma il cielo già festeggiava. Pensate, da un piccolo luogo verrebbe il Re dei Re, non da palazzi reali, non da troni fatti d'oro, ma dal ventre di una vergine, dal silenzio di una mangiatoia. Il tempo sembrava vuoto, ma il ventre dell'eternità era già pieno. Profezie erano come semi lanciati nel corso della storia. E nel silenzio, il proprio Dio aspettava il momento perfetto. E così, secoli d'attesa sono trascorsi. La parola, annunciata dai profeti, si è fatta carne. La promessa ora ha un nome ed è scesa al mondo, a Betlemme, piccola e umile, dove l'eternità toccò il tempo, dove la luce promessa iniziò a brillare. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know
that your baby boy will calm the storm with his hands. Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? No. Mary, did you know? Oh, the blind will see, the deaf will hear, the dead will live again, the lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Giuseppe, finalmente siamo arrivati, anche se un po' deboli, è vero. Ogni passo che abbiamo fatto è stato più pesante del precedente. Ma mentre camminavo mi chiedevo come potesse il figlio dell'Altissimo scegliere di nascere in un posto così semplice, così nascosto agli occhi del mondo, senza gloria. È vero, Giuseppe, non c'era posto nelle case degli uomini, ma il cuore dell'Altissimo ci ha protetti in ogni notte fredda, in ogni strada polverosa, in ogni passo che abbiamo fatto, in ogni battito del nostro cuore. È strano, Giuseppe, il mondo non sa, non immagina, eppure il cielo si è mosso per questo momento. E qui, in questo posto così semplice, umile, dove nessuno ci accoglie, dove nessuno ci applaude, l'impossibile accadrà. Il Dio che ha creato le stelle sceglie di entrare nel mondo attraverso le mie braccia. E mentre sento la stanchezza di questo viaggio, sento anche una pace che non viene da me, come se un soffio di vento sussurrasse: Maria, Maria, io sono con te, non temere. E ora rimango in silenzio, perché so che in questo posto umile e semplice l'eternità sta per toccare la terra. Maria, quando ti guardo, capisco che nulla di tutto questo è ordinario. Sì, la strada è stata lunga, il freddo ci ha tentati, ma ad ogni passo sentivo la promessa dei profeti ardere dentro di me come un fuoco che non si spegne mai. Isaia, che parlò di un bambino. Quelle parole non sono mai uscite dal mio cuore. Un figlio ci è stato dato e ora è qui davanti ai nostri occhi. E Michea invece che annunciò questa città. Ma da te, Betlemme Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele. E mentre entravamo a Betlemme, anche nella stanchezza, sentivo qualcosa dentro di me che tremava, come se ogni pietra della strada mormorasse: è qui, è qui! E ora il promesso sta per respirare l'aria di questa terra. E Geremia invece che proclamò giustizia. I suoi giorni, Giuda sarà salvato, Israele sarà sicuro della sua dimora, e questo sarà il nome con quale sarà chiamato: Signore, nostra giustizia.
E io mi chiedo, ma il mondo come potrà mai comprendere che la giustizia che attende da secoli sta davvero per nascere, sta davvero per respirare l'aria di questa terra? Maria, tutto quello che ci hanno raccontato, tutto quello che ci hanno insegnato da piccoli, tutte le notti in cui Israele ha sperato, sta per succedere davvero, sta per nascere qua tra di noi. E ora, in questo silenzio che ci abbraccia, sembra che anche il cielo stia trattenendo il respiro, perché il promesso sta davvero per nascere tra di noi. Io non riesco a comprendere tutto questo, non riesco a comprendere tutto ciò, ma io credo, mentre guardo te, mentre guardo questo luogo, che l'eternità sta per entrare nel tempo attraverso il nostro figlio. In quella notte, in mezzo all'oscurità del mondo, brillò la stella della vita. Colui che i cieli non potevano contenere si adattò perfettamente alle braccia di una madre. carne e sangue. Tu sei la promessa viva. So che il mondo non riuscirà mai a comprenderti, ma io credo a quello che disse l'Altissimo. E ora l'eternità è davanti ai miei occhi. Notte di pace, notte d'amore, tutto è calmo qui attorno, brillano forti le stelle nel cielo. Qui
quella notte il cielo baciò la terra, il promesso nacque, il Salvatore arrivò, la speranza vinse e tutti quelli che videro crebbero e si rallegrarono, poiché la promessa si era compiuta e la luce promessa Notte non si di spegnerà mai più. pace, notte d'amore, tutto è calmo qui attorno, brillano forti le stelle nel cielo, guidando il bambino Gesù. Brilla la stella di pace. Il bambino è cresciuto e il tempo avanzava come un fiume che non si ferma. La stella che ha guidato i pastori ha mosso anche i re da terre lontane. Ma il cielo stava preparando un qualcosa di ancora più grande, perché prima che il Messia apparisse in gloria, una voce si sarebbe alzata nel deserto. Pentitevi, raddrizzate le vie del Signore, preparate i vostri cuori, poiché colui che viene dopo di me è più grande. E io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. Una voce rimbombava nel deserto e rompeva così secoli di silenzio. I fiumi secchi della terra annunciavano la pioggia di grazia che sarebbe scesa. Il cuore di pietra degli uomini tremava davanti alla verità. L'assa è già stata messa sulle radici degli alberi e tutti gli alberi che non daranno frutti saranno tagliati. Ma colui che viene dopo di me, egli viene con autorità, poiché egli è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo intero. Il tempo del silenzio era ormai finito. L'attesa breve si sarebbe compiuta. Colui che nacque a Betlemme ora si alzerebbe come uomo. Il deserto si sarebbe riempito di voci, dato che il Salvatore da lì a poco sarebbe stato liberato. E eccolo, l'agnello è arrivato. Colui che i cieli proclamarono, colui che i profeti annunciarono. Il Salvatore è qui.
è arrivato. Uomini e donne, voi di tutta la terra, anzi, voi tutti che camminate sulla terra. L'amore che vi era promesso è finalmente nato. E non solo a Betlemme, ma in ogni cuore che cerca la verità. Infatti oggi la grazia di Dio può nascere dentro ognuno di noi, come l'acqua viva che purifica, come il fuoco che brucia e come il vento che trasforma. Cosa dobbiamo fare? Come ricevere la grazia? Dovete pentirvi e amare senza limiti e perdonare senza limiti e servire senza aspettarvi nulla in cambio. E se farete queste cose, vedrete la misericordia del Signore trasformare il dolore in allegria, la paura in coraggio e la solitudine in un abbraccio caldo. Poiché il regno non è lontano, infatti il regno è già qui, tra noi, dentro ogni cuore che si pente. Gloria al Signore, che il suo amore abiti in noi. È questo, è veramente questo, poiché il Messia sta arrivando, anzi è già arrivato. E chi si pente riceverà vita piena. Chi si apre all'amore vedrà la grazia fiorire e il cuore trasbordare di speranza.
Vedete? Il Salvatore non è nato solo a Betlemme. Il Salvatore nasce in ogni cuore che si apre al pentimento. Il Salvatore nasce in ogni cuore che si apre alla grazia di Dio. Egli viene come un fulmine ad accendere la fiamma dell'amore, la fiamma della speranza, la fiamma della vera vita. E sapete, quando noi ci pentiremo, quando noi ci trasformeremo, o meglio, quando ci lasceremo trasformare, Egli nasce in noi, come un sole che scaccia l'oscurità, come una leggera brezza che conforta, come un fuoco che illumina i passi incerti. Che in questo Natale ogni gesto d'amore possa essere la luce che rompe le tenebre, che ogni parola di perdono possa essere come un ponte che connette i cuori, e che la misericordia di Dio scenda sul mondo, trasformando tutti noi. E sapete, c'è una cosa che dobbiamo ricordare. Dobbiamo ricordare che la storia non finisce qua. La promessa di Dio continua a percorrere i secoli dei secoli, toccando anziani, toccando bambini, toccando famiglie, toccando ogni cuore che si lascia toccare. Vi ricordate della luce che si accese nella mangiatoia? Beh, voglio dirvi una cosa: quella luce non si è spenta, anzi, al contrario, quella luce continua a brillare ancora oggi, e brilla attraverso tutti coloro che credono, e brilla attraverso ogni atto di misericordia, brilla attraverso ogni parola di perdono, brilla attraverso ogni gesto di amore. Il Natale, come definirlo? Il Natale non è solo memoria, ma il Natale è una chiamata. Il Natale è un invito a rinascere con Lui, un invito ad essere la luce che sconfigge le tenebre, un invito ad essere lo specchio della Sua gloria. Il Natale è chiamata, ci invita a portare amore dove amore sembra mancare. E oggi, davanti a questa storia che vive ancora, io voglio invitare ognuno di voi a guardare dentro il vostro cuore. Io vi invito oggi ad autoesaminarvi. Se la pace è entrata, se la speranza è tornata, se la fede è stata risvegliata, allora sì, il Natale è davvero accaduto. E ora, tutti insieme, come un'unica famiglia, come quel popolo che ha visto la luce nascere, insieme vogliamo alzare la nostra voce, alzare il nostro cuore e adorare colui che è venuto, colui che è e colui che sarà per sempre. Alziamoci insieme e adoriamo il Signore. Voi avete ricevuto una luce, accendete questa luce.
Gesù è nato nei nostri cuori. Perché tu ci unisci. Tutti hanno bisogno del tuo amore. Persi nella notte tu ci hai trovato. Ci avvolgi con il tuo amore. Aspetterò e la mia anima non si arrenderà. Ti vedrò come luce, brillerai. Io so che non tarderai come il sole. Mai più ci separeremo dal tuo amore. Tutti insieme la tua grazia. Il nostro posto in te. Nell'allegria e nel dolore tu sei costante. Tutti dipendiamo dal tuo amore. Quando sale la marea sei la terra ferma. Posso trovare rifugio nel tuo amore. Aspetterò e la mia anima non si arrenderà. Ti vedrò come luce, brillerai. Io so che non tarderà. Mai più ci separeremo dal tuo amore. Insieme la tua grazia. Il nostro posto in te la tua grazia. In te. Brillerai, brillerai. Io so che non caderai, no, no. Mai più, mai più ci separeremo. Amen, pace a tutti. Possiamo fare un altro grande applauso al nostro gruppo di teatro B-Mime che oggi ha fatto questa rappresentazione.
un gruppo molto folto oggi, c'erano i bambini, c'era la lode, c'erano gli attori, è stato proprio un musical oggi che è stato rappresentato qua e vogliamo fare un applauso speciale per la nostra leader del teatro, Rosangela. Che in questi mesi si è impegnata con l'organizzazione, con la regia di questo teatro e non voglio dilungarmi molto perché in realtà io credo che quello che voi siete venuti a vedere qua questa sera non sia stato semplicemente un musical, una rappresentazione di teatro. Può essere che sia sembrato questo e sui banner come quello che c'è dietro di me o quelli che sono girati sui social, sui gruppi in queste settimane, c'era scritto musical di Natale, il teatro, eccetera, eccetera. Ma quello che siete venuti a vedere oggi qua non è un teatro, non è una rappresentazione, non è solo questo. Oggi io credo che lo Spirito Santo abbia parlato in questo luogo attraverso la vita di tutti questi ragazzi e ragazze che sono salite sul palco e hanno fatto questa rappresentazione. E io spero che tu possa uscire di qua questa sera dicendo non semplicemente che bella rappresentazione, che bello spettacolo che sono andato a vedere, ma che, come ha detto il narratore nell'ultimo discorso, questa rappresentazione possa aver parlato al tuo cuore e che in qualche modo tu possa guardare dentro di te questa sera e vedere se veramente questo Natale, che significa nascita, questa nascita è avvenuta nel tuo cuore. 500 anni fa Martin Lutero disse una frase molto bella dicendo che Gesù può nascere 1000 volte a Betlemme, può nascere ogni volta che noi lo ricordiamo, il 25 dicembre, può nascere quando facciamo una rappresentazione teatrale, può nascere 1000 volte a Betlemme, ma se non nasce una volta nei nostri cuori siamo perduti. Non è servito a niente che Lui sia venuto nel mondo, che in principio il Verbo si sia fatto carne per noi, che sia sceso sulla terra per noi, che è divenuta la luce degli uomini, questa luce di cui abbiamo parlato questa sera. Non è servito a niente che questa luce abbia distrutto le tenebre, perché può farlo 1000 volte, ma se una volta lo fa nel nostro cuore, non è servito a niente. Allora ti ripeto, io non voglio aggiungere niente di più di quello che la parola ha già detto questa sera attraverso il teatro. Ma ti invito oggi, domani, nella prossima settimana, ma fallo prima che sia tardi. Guarda dentro il tuo cuore e vedi se Gesù è nato lì, perché Lui è sceso sulla terra non per nascere a Betlemme, Lui è sceso sulla terra per nascere nei nostri cuori. Amen. Voglio invitarti a alzarti in piedi, voglio fare insieme a te una preghiera in questo momento. Oggi ci sono diverse persone che sono qua per la prima volta o che abbiamo visto poche volte. Non voglio farti sentire scomodo in questo momento attraverso questa preghiera, ma se ti senti libero di chiudere i tuoi occhi, pregare insieme a me, insieme al resto della Chiesa. Vogliamo chiedere allo Spirito Santo che possa far sì che questa serata non passi inosservata nella nostra vita. Vogliamo chiedere allo Spirito Santo che possa compiere quell'azione redentrice, quell'azione sovrannaturale che soltanto Lui può fare. Quell'azione che può farci veramente conoscere Gesù, che può mettere quella fede dentro di noi. È questo che oggi noi vogliamo chiedere allo Spirito Santo. Quindi se vuoi chiudere i tuoi occhi, prega come tu sai pregare, non devi per forza ascoltare me, ma parla tu. Noi abbiamo la possibilità, l'onore di poter parlare direttamente con il nostro Signore Gesù.
Allora parla con Lui in questo momento e chiedi la sua presenza nel tuo cuore, che possa nascere veramente qualcosa di nuovo dentro di te. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per questa serata, ti ringraziamo per questo teatro, Padre, di cui oggi ci hai dato la possibilità di essere qua a vedere, Signore. Ti ringraziamo per tutto quello che questo palco oggi ha portato, non soltanto ai nostri occhi, ma più di tutto al nostro cuore. E ti chiediamo, Signore, questa sera, attraverso questa semplice preghiera di fede, che tu possa mettere la tua luce dentro i nostri cuori, che oggi non siamo venuti qua soltanto per guardare, sentire uno spettacolo, ma che, Signore, quello che tu il motivo per cui tu ci hai portato qua è perché tu volevi fare qualcosa di nuovo dentro di noi. E allora ti chiediamo attraverso questa preghiera, compi ogni tua volontà nei nostri cuori, perché come dice la tua parola, tutto ciò che tu semini non ritornerà a te senza aver compiuto ciò che tu desideri. E quindi, Signore, compi la tua opera dentro di noi questa sera. Fai sì che ci esista un vero nuovo Natale nei nostri cuori. Nasci dentro di noi, che la tua luce meravigliosa possa espandersi attraverso questa serata, attraverso il tuo spirito nei nostri cuori. Noi ti preghiamo per questo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Prima di terminare, dopo ci sarà qualcosa da mangiare, una cioccolata calda, del pandoro per stare un po' insieme, scambiarci gli auguri. Volevo dare soltanto un avviso molto velocemente, ma molto importante, riguardante il 31 dicembre. Noi a Capodanno saremo qua in chiesa come tutti gli anni, quindi se vuoi partecipare insieme a noi il 31 dicembre, Capodanno, sei benvenuto. Alle 9:30 comincerà il nostro adorarti, la nostra serata, il culto di Capodanno, che finirà poi a mezzanotte, dove ci faremo gli auguri, ma saremo già qua prima, saremo qua per cena. Alle 7 di sera faremo una grande cena qua in chiesa, sarà una cena offerta dalla chiesa, ma per iscriverti devi farlo entro il 26 dicembre, perché dobbiamo sapere quanta gente ci sarà. Quindi sul gruppo della chiesa abbiamo messo un sondaggio, rispondi a quel sondaggio lì, così possiamo effettivamente sapere chi ci sarà, chi non ci sarà. Se non sei sul gruppo della chiesa, questo è un grandissimo problema, ma facilmente risolvibile. Puoi andare su Instagram e lì c'è il link per entrare nel nostro gruppo di WhatsApp e poi potrai rispondere al sondaggio, così potrai venire a mangiare insieme a noi a Capodanno e poi passare tutta la serata insieme. Amen. Appena finirà il culto faremo anche l'estrazione della cesta missionaria. Non so se ci sono ancora biglietti disponibili. Ci sono ancora. Se vuoi ancora un biglietto prima ormai è troppo tardi secondo me, perché lo faremo proprio appena finito. C'è qualcuno che voleva un biglietto? Qualcuno voleva 2? Qualcuno voleva 10? Va bene, dopo appena finirà il culto faremo l'estrazione. Qualcuno ha detto 10. Ok, mi sembra di aver finito con gli avvisi. Facciamo una preghiera per le offerte. Facciamo in questo momento un momento di offerte. Tu che sei un visitante oggi qua, se è la prima volta che vieni, non sentirti obbligato in questo momento, non è un momento per te, stai tranquillo, non sentirti in obbligo di fare niente, ma tu che fai parte già di questa casa, di questa famiglia, o tu che credi che in questo luogo Dio possa ancora fare vivere molti Natali nel cuore di molte persone, in questo momento allora sei benvenuto a portare la tua offerta. Facciamo insieme una preghiera e dopo chiedo a Nawan, eccolo qua, canteremo ancora insieme una canzone.
Signore Gesù, in questo momento ti preghiamo per le nostre decime, per le nostre offerte. Benedicile, Signore, che possano salire a te come una forma di adorazione, che possano essere utili, Signore, per il mantenimento di questo luogo, Signore, di questa casa, e che attraverso di questo possa essere di benedizione per ogni famiglia che viene a fare parte di questa chiesa, Signore. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Così diversi ma uguali, perché tu ci unisci. Tutti hanno bisogno del tuo amore, persi nella notte, tu ci hai trovato, ci avvolgi con il tuo amore. Aspetterò e la mia anima non si arrenderà. Ti vedrò come luce nell'alba, brillerai, io so che non tarderai, come il sole, mai più ci separeremo dal tuo amore. La tua grazia si rinnovi in ogni alba, i tuoi figli non hanno più nulla da temere. Abbiamo trovato il nostro posto in te. L'allegria e nel dolore sei costante, tutti hanno bisogno del tuo amore. Quando sale la marea, se la terra ferma, posso trovare rifugio nel tuo amore. Aspetterò e la mia anima non si arrenderà. Ti vedrò come luce nell'alba, brillerà, io so che non tarderai, come il sole, mai più ci separeremo dal tuo amore. La tua grazia si rinnovi in ogni alba, i tuoi figli non hanno più nulla da temere. Abbiamo trovato il nostro posto in te, in te. La tua grazia si rinnovi in ogni alba, i tuoi figli non hanno più nulla da temere. Abbiamo trovato il nostro posto. 1, 2, 3, in te. Brillerai, io so che non tarderai, come il sole, mai più ci separeremo dal tuo amore. Amen. Ancora una cosa prima di finire, prima di scoprire
il vincitore della lotteria, prima di mangiare il pandoro con la cioccolata calda, dobbiamo festeggiare i nostri compleanni di questa settimana. Sì, tua mamma sì. La Sandra, Sofia. Ah sì, grazie. Sì, certo. Scusate, un'altra informazione di servizio: è stato ritrovato un bancomat appartenente a Monica. Se c'è una Monica in chiesa che pensa di aver perso un bancomat dell'Unicredit, lo faremo trovare là in fondo, oppure se vuol venire a prenderlo qua, può venire. Sandra, Sofia. Qualcun altro ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Non faremo niente di strano. Non c'è la Gesi. Nessun altro? Vabbè. Però abbiamo un problema molto grande, perché di solito abbiamo la band che suona qua per cantare tanti auguri. Oggi la band non c'è perché, come vedete, gli strumenti sono tutti nascosti. Quindi chi ha partecipato al coro questa sera è invitato a salire qua sopra, perché ci farete sentire tanti auguri. Sì, però servono quelli del coro qua che cantino. Vai, Rodrigo, Cassiani, Aumir. Tanti auguri direttamente dal coro del teatro. Amen. Posso chiederti di alzare la tua mano verso di loro che hanno compiuto gli anni, per benedire la loro vita, per benedire questo nuovo anno. Amen. Signore Gesù, in questo momento mettiamo davanti a te la vita di Sandra, di Sofia e di Sofia, Signore, per questo nuovo anno che tu hai messo davanti a loro, chiedendoti che possa essere un anno pieno delle tue benedizioni, pieno di gioia, di pace, pieno dell'allegria che viene da te, Signore, della salute che viene da te, ma più di ogni altra cosa ti chiediamo che la tua presenza possa accompagnarli ogni giorno di questo nuovo anno. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a te, Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Allora che questa benedizione possa accompagnare la vita di tutti quanti noi, che possa entrare nelle nostre case e accompagnarci per tutta questa settimana. Che la gioia del nostro Signore Gesù possa essere con noi, che la pace che viene da Lui e la sua luce meravigliosa possa pervadere le nostre case, che la salute, che la grazia che Lui ci dà possa essere con tutti quanti noi, e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo di Dio sia con tutta quanta la Chiesa, e in quanti siamo, noi siamo uno.